Bentornati e bentrovati a Storie. Per capire l'importanza di Tirteo, questo poeta che vive nel VII secolo a.C., che vive a Sparta, che vive quindi nella Grecia continentale, che vive in un'epoca di grande transizione, quando la società passa da un carattere pienamente monarchico a un carattere più aristocratico e quando anche l'aristocrazia si sente minacciata dall'arrivo dei ceti mercantili che vanno via via colonizzando le sponde occidentali e orientali del mondo greco. Ecco, per capire l'importanza di Tirteo dobbiamo fare un salto in avanti, più avanti a Licurgo, un oratore ateniese che racconta una storiella molto interessante ma significativa che fa comprendere quale fosse il valore e la portata dell'opera di Tirteo. Licurgo racconta che gli Spartani erano in lotta contro i Messeni e che in questa lotta stavano soccombendo. E allora gli Spartani cosa fanno? Vanno a Delfi, Delfi è sede di questo oracolo così imponente, così importante, e chiedono all'oracolo cosa devono fare. E Delfi dà un verdetto sconvolgente, dice: chiedete agli Spartani, chiedete agli Ateniesi un comandante, voi Spartani chiedete agli Ateniesi un comandante per farvi vincere la guerra contro i Messeni. Gli Ateniesi, da un lato lusingati di poter in qualche modo essere un punto di riferimento per gli Spartani, non vogliono neanche dargli un comandante chissà che, e allora gli mandano un maestro, una specie di uomo un po' zoppo, un po' storpio, non troppo in forma. Gli mandano per l'appunto questo poeta Tirteo. Ecco, la leggenda vuole, Licurgo ci racconta che Tirteo arriva e infiamma a tal punto l'animo degli Spartani che gli Spartani, pieni di passione e di etica pubblica, arrivano e vincono contro gli invasori. È un episodio importante, leggendario evidentemente perché le origini ateniesi di Tirteo sono assolutamente opinabili, ma che ci racconta come Tirteo fosse importante per gli ateniesi, come gli ateniesi avrebbero voluto che Tirteo fosse uno dei loro. Perché? Perché Tirteo pone quello che è il primo fondamento della cultura greca così come ci è giunta a noi oggi nella sua accezione più evoluta, più avanzata. Stiamo facendo i primi passi che ci muovono dall'età arcaica verso un'età nuova. E questo fondamento qual è? Il primato della comunità sull'individuo. È più importante il bene di tutti che il bene del singolo. È più importante il bene della collettività piuttosto che il bene dell'individuo e della singola persona. Sicuramente un assioma su cui si potrà tornare, un assioma opinabile su cui ci si potrà confrontare e discutere, ma che rappresenta un'inequivocabile novità per quell'epoca abituata all'eroismo del mondo omero che non lasciava spazio alla comunità. Ci addentriamo quindi verso un mondo nuovo, dentro un mondo nuovo, e lo facciamo in compagnia di Tirteo, questo poeta che segnerà con così grande forza tutto il mondo greco occidentale. Come e in che modo lo scopriamo sempre qui, sempre a Storie, sempre domani.